Blindo Studios presenta. Sì. Certo. Sì, dai. Allora, facciamo un sondazzo oggi, cari amici del G, tranquillo, leggero, simpatico, magari uno che, insomma, sì, che gioca un po' sulle parole. No, tipo... qualcuno mi ha detto anche di aver sentito qualcosa del genere a Zelig e dice t'hanno copiato, via, parole grosse, via, andiamo, quello lì c'è Nerentola, c'è Lentano, c'è e questo c'è quest'altro. Sì, no, ma ragazzi, ma siete matti, facciamo un po' quello che, sì, quello, vediamo, ho fatto un numero in una città, dov'è? No, penso sia nel nord, no, più nord che sud. Sì, sicuramente. C'è... sì, lo so, non risponde nessuno, c'è o non c'è? No, non c'è, vedi che io credevo se c'era, in realtà non c'era, e tanto è vero che non mi ha risposto. Andiamo avanti, sì. Hai deciso se fare questo oppure mi fa un pompino. Vabbè, è uguale, con l'uno, l'altro, un pompino si fa l'altra volta, dai, Oddio, certo. Meglio, perché se poi, se lo salti, poi lo perdi, non lo recuperi più. Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno, c'è Lentano? Pronto? C'è Lentano? Forse ha sbagliato il numero. No, non ho sbagliato il numero. Ho chiesto semplicemente, c'è Lentano? Lentano? Sì. Ma qui non c'è nessun Lentano, dalla voce io la conosco. Mi conosce lei? Sì. Infatti ci conosciamo. Sono la moglie di Natalino. Ah, la moglie di Natalino, sì, certo, conosco Natalino. Come sta Natalino? Sta facendo la camera iperbarica. Ah, beh, insomma, sta bene. Non ha funzionato l'operazione, allora provano anche la camera iperbarica. Gli farà bene, spero, no? Spero. Sì, È il terzo giorno che va. La faceva anche, come si chiama? Michael Jackson? Speriamo. Ma lui non perché... No, lui perché è scemo, insomma. No, allora guardi, le faccio tanti auguri, per Natalino, Va bene? Sì. La ringrazio. Arrivederci. Povero Natalino, sa di voi dire, c'è questo, c'è quest'altro, Natalino è nella camera iperbarica perché l'operazione non è andata bene. Ragazzi, ecco, diciamo le cose come le stanno, andiamo un altro. Sì, no, povero Natalino, vabbè, insomma, povero, sta proprio bene, come sta proprio bene, io, insomma, camera iperbarica. Forse una volta ci morirono anche, la gente ci morì dentro. Vi ricordate quel caso tremendo, no? No, Natalino no, poi no, dai, no, dai, andiamo. Sì. Andiamo da un altro. Sì, per carità di Dio. Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno signora, c'è Nerentola? Chi, scusi? Ho chiesto, c'è Nerentola? Pronto? Signora? Ma, per favore, ma io mi domando e dico, no? Ma io chiedo gentilmente, questa si attacca. Almeno mi dica no, non c'è. Ma è veramente strano, vero? Pronto, mi scusi, è caduta la linea? Sì. Ah, ecco, le stavo chiedendo, c'è Nerentola? Ma chi è? No, chiedo, c'è o non c'è? No, ma deve aver sbagliato il numero. Ah, non c'è Nerentola? Ma lei ha voglia di scherzare? No signora, cerco Nerentola. E chi è? È una ragazza con i piedi piccoli. Ma scusi. Sì. No, non la conosce? No, Quella che... c'era una zucca, no? Ha presente la zucca? Ecco appunto, diventa una carrozza, no? E poi c'è il principe. Ma che cos'è, uno scherzo? Ma a mezzanotte, no, per quello io chiedevo, c'è Nerentola? È uno scherzo? Ma no signora, ma no. Mi risponda. Ma allora, guardi, le dico subito, io sono amico di Vasco. Ecco,
Conosce un certo Vasco? Ma forse di vista. Di vista? Lo vede spesso? Ma qualche volta. Diciamo tutti i giorni. Diciamo che sta arrivando adesso. Sta arrivando. Io lo devo passare? È già lì? Sì. Ah, beh, guardi, non gli dica chi sono. Ma siccome non so chi sia Infatti lei, non ha lo capito? sa. Non so chi è lei, adesso io glielo passo, Gli dica, dice lei gli dica, direttamente c'è chi il è. principe azzurro, gli dica, c'è il principe azzurro che mi ha telefonato. Glielo dica. Pronto? Pronto? Vasco? Sì? Sono il principe azzurro. Ah, bene, mi fa piacere conoscerti. Sì, perché è tanto tempo che io volevo, ho una scarpa qui, no? Ho una scarpa. Me l'ha lasciata una signorina, insomma, scendendo le scale a mezzanotte. E allora, praticamente, voglio vedere se corrisponde al piede di tua moglie. Ah, Perché penso che sia proprio lei, sai? no, ma può anche darsi, guardi, comunque mia moglie... Come ce l'hai il piede? Di che numero? Non lo so neanche, guarda. No. Comunque noi domani mattina partiamo e non so quando Dove andate? Andiamo a fare un giro. Bella risposta, andiamo a fare un giro. Dove? Andiamo in ferie. Andate in Toscana? Sì, in Umbria. Ma passate anche dalla Toscana allora? Certo. Ma fermatevi in Toscana, si sta così bene in Toscana. Sì, ma la conosciamo la Toscana. Ma in Umbria dove, scusi? Ma facciamo un giro a Assisi, Spoleto, Perugia, Norcia, Assisi. Sì, Assisi. Siete molto pii? Siete parecchio pii? Così, no. Lei c'ha un occhio pio, Neanche tanto, ma Neanche. insomma quanto basta, diciamo. Cioè, QB, sì, certamente. Ma non vi fermate dove siete stati in Toscana? Ma io in Toscana, un po' dappertutto, ne abbiamo girata abbastanza. Tipo? Firenze, Siena, Peretola? Arezzo, anche Peretola. Anche Peretola? L'ha vista bene Peretola, è piena di belle cose? Via dicendo. San Gimignano, tutte, capito? Sì, Ma ancora più bella, l'Umbria o la Toscana? Ma diciamo l'Umbria, la Toscana più storia, richiama Dante, richiama i grandi del Rinascimento. Sì. E l'Umbria è un qualcosa più almeno io la conosco appena, ma un po' più, diciamo, sul naturale, un po' piccolo ma bello, ecco. Diciamo. Sì, certo, indubbiamente l'Umbria più sul naturalistico mistico. Ecco, esatto. Firenze sull'artistico. Esatto. Sì, Firenze e la Toscana. Sì, complimenti però, insomma. Lei invece mi dica un genio delle sue parti. Un genio. Io purtroppo adesso devo mangiare, mi spiace. Lei in che regione abita? Ma lei da dove? No, chiedo. Ma lei da dove? Ma lei è nel Veneto? No, cos'è, Veneto? Io le dico da dove sono, se lei mi... No, io voglio sapere la regione. Ma anch'io volevo sapere lei da dove... Toscana. Ah, Mi dica la regione sua. È Veneto. Veneto, appunto. Sì. Essendo Veneto, ecco, mi sa dire un genio, un personaggio importantissimo della sua regione. Abbiamo come si chiama? Come si chiama? Da Cadore. Sì, dal Cadore? Come si chiama Brunà? Che là su al Cadore, pittore rinascimentale. Pittore rinascimentale? Tiziano, ecco, bella palla. Io rilancio, mi butto là Botticelli. Lei cosa mi rilancia? Avanti, venga. Ma lei sta giocando... Sì, è un gioco. Primo gioca in casa. No, anche lei gioca in casa sua, scusi. D'accordo. Ma insomma, non può mettere... Tiziano. Non può mettere... il Veneto e la Toscana perché? Su questi temi qua. Perché al massimo posso rilanciare, io abito ad Asolo, posso rilanciare il Canova, che forse lei non ha mai sentito, abita... Già, davvero Canova? Chi è? Mai sentito Canova? Cosa faceva? Faceva... No, era uno scultore. Uno scultore? Sì. Canova uno scultore? Sì. No, io pensavo fosse... quello no, è Casanova, uno che andava con molte donne. Canova uno scultore. Che cosa ha fatto di sculture belle, Canova? Le Tre Grazie, poi sculture in marmo. Tre Grazie. Esposte all'Ermitage di... Cosa c'è all'Ermitage di Canova? L'Ermitage di le copie delle Tre Grazie. E poi? No, quello che ho visto io era una copia, però c'hanno anche l'originale. Ma di che cosa hanno l'originale? Le Tre Grazie della scultura del Canova. Scultura Canova, ma c'è un pezzo proprio tipo Amore e Psiche?
No, Amore Psiche... Presente quell'angelo con le ali che abbraccia da dietro questa donna che è tutta sdilinquita. No? Non ce l'ha presente? No, non ho presente. Lei è andato all'Ermitage a San Pietroburgo? Sì, anni fa. Sì. Anni fa. E ha visto la copia delle Tre Grazie e non ha visto Amore Psiche? Ma Ci sono due copie, una là e una... Probabilmente c'era anche quella. Ma adesso mi... E una a Parigi. E mi prende un po' in contropiede. Attenzione, le faccio gol. Infatti io non sapevo chi era Canova. Io continuerei volentieri. Sì, no, lei non può pensare però che io perché sono toscano non sappia chi è Canova e che sappia solamente chi sono i toscani. Lei questo se lo deve rimangiare. Ora che va a tavola, va lì e se lo rimangia tutto, va bene? Sì, d'accordo. Ecco, ha capito, perché noi si sa anche i vostri. Voi però, sì, voi sapete forza nostri, ma non sapete nemmeno vostri perché tu hai detto Tiziano e Canova. Per carità di Dio! Ma mi inchino, Canova. Sì, di che secolo era Canova? Come? Di che secolo era Canova? È il secolo scorso. Secolo scorso? No, Ma 2 anche, secoli fa. Anche, siamo nel 2000 rotti. Mi dica 700 o 800? 700, fine 700, primi 800. Ah, vabbè, su questo è ferrato come un cavallo. Allora, la mando a rimangiarsela quella cosa lì, vada pure a rimangiarsela a tavola. Cioè, lei non pensi mai che un toscano non sappia chi è Canova, anche a Firenze c'è via Canova. So se mi spiego, no? Forse non ha mai sentito nominare. Naccherino, giù le arie, giù. Ritiro. Canova era un grande della scultura che veramente ha dato lustro. Sì, questo sì, ma però sai, in epoca più tarda rispetto a Michelangelo. Michelangelo che ci sono da quelle parti. Sai, probabilmente modestamente noi abbiamo i massimi geni dell'umanità, certo. Scusa, c'è mia moglie che comincia a friggere. Ecco, allora vada a rimangiarsi quello che ha detto. Arrivederci, buon appetito. Buongiorno. D'accordo, la ringrazio. Arrivederci. Ma scusa, ma andate a rimangiarselo, abbi pazienza. No, ma come? Vabbè, andiamo. Sì, no, io devo fare, c'è questo, c'è quest'altro. Vero? Esatto. Sì. No. Sì, certo, sì. Ecco, vai. Però insomma, mi ha tirato fuori lui, ora devo controllare esattamente dove sono nati, Tiziano e Canova. Ma voglio essere preciso, dopo controllo Nini, No, non in Toscana, questo è vero. No, non abbiamo tutti, no, ma qualcuno, soprattutto. Vabbè, anzi, una parte strapreponderante. Risponde la segreteria. Amore Psiche, ma sarà poco bello, io l'ho visto a Parigi e non l'ha visto all'Ermitage, ci sono 2 copie. Vai, sì. E non solo, forse non sapete che Canova dipingeva anche e ha fatto anche Amore Psiche dipinto. E anche un altro bel quadro interessante che si intitola La sorpresa. Forse non lo sapevo. Sì, Canova scultore, ma anche il Canova pittore. Esiste. E non è male, molto, molto bello, molto, sì. Risponde. Paolina Borghese invece, Quella è a Roma, Sì, bella quella scultura, vero? Tutta in posa, semidistesa, sì, no, forse quelle pose riprese dall'arte etrusca addirittura, ma portate a una perfezione canoviana inarrivabile, vero? Sì, Galleria Borghese. Dunque, vabbè, insomma, non lo so, forse io non lo so. Pronto? Oh! Ma io non capisco perché questo abbia staccato e abbia poi lasciato tutto nella zitturuma. Ma cosa dico? Non dico, io parlo proprio perché c'ho la bocca. Certe volte, no? Sì. Ora, vedi, purtroppo siamo arrivati alla fine, però abbiamo parlato di arte, è già qualcosa. È moltissimo. Ah, sì. È la cosa più bella, è la cosa migliore
Noi siamo felici perché abbiamo la cultura. Sì, pronto? Chi parla? Sì, buongiorno. Senta, c'è Rino? No, io sono il... C'è Incino? C'è Ernobbio? C'è la tua mamma? Buongiorno e ben trovati all'ascolto da Marianna Balfour. Avvicendamento delle truppe italiane in Iraq ridotte a 1600 soldati. Il ritiro al centro del tour di Prodi atteso a Bruxelles. Intanto Amnesty International sollecita i governi ad occuparsi della vicenda dei voli CIA. Alta tensione in Medio Oriente, scontri tra le fazioni palestinesi. Abu Mazen annuncia una settimana di colloqui. Bene, guarda, nel frattempo io mica sono stato con le mani in mano, sì, sto con le mani in mano, le ficco dappertutto, Ti volevo dire che sono andato a cercare un po' di notizie su Antonio Canova, questo grande scultore, vero? Sì, certo. Sì, era proprio veneto, era nato in un paesino che io sono andato a cercare e adesso vado a cercare i Canova di questo paese. Sì, i Canova di questo paesino. Lo so, cioè saranno discendenti, voglio sentire se esistono discendenti di Antonio Canova. Penso di sì, perché in fondo non è così lontano nel tempo e si può risalire, si può ancora... Telecom Italia, perché? informazione gratuita. Ah, sì? Cioè? L'utente non è abilitato al tipo di chiamata. Non è abilitato al tipo di chiamata. Che vuoi, Canova? Sì. Vediamo, ne ho trovati due e c'è un altro. Sì, c'è un altro. Vediamo un po' se quest'altro mi dà qualche informazione. Sì. Anche sul Lavo. È un paese piccolo. La gente mormora, i Canova devono essere per forza discendenti, no? Ecco, sentiamo un po'. Qui abbiamo, veramente sarebbero 3, però uno sembra sia un negozio o qualcosa del genere. Sì, pronto? Sì, pronto, signora Canova? Sì. Buongiorno. Senta, io sono un giornalista sulle tracce di Antonio Canova. So che è nato là, e volevo sapere se lei era una discendente di Canova. No, guardi. Avendo lo stesso cognome ed essendo dello stesso luogo di nascita del grande artista, immaginavo che potesse essere una discendente. Io ho sposato un Canova. Ecco, il suo marito non era un discendente, un parente? No, proprio niente a che vedere. Niente a che vedere. Peccato però, perché non sarebbe mica stato brutto, sarebbe stato bello. Certo, però suo marito non aveva niente a che vedere. Ma lei non sa se ci sia qualche altro Canova che possa essere parente, cioè discendente dello io non sono neanche proprio da Possagno. Comunque non saprei proprio. Comunque provi a chiedere informazioni. Chiederò informazioni. Mi scusi signora se l'ho disturbata, visto questo cognome, lì insomma è un cognome importante, lei sa, vero, giustamente. Buongiorno signora. Grazie, Andiamo a vedere invece quest'altra signora, che è un'altra signora che si chiama Canova, però, come dire, è listata in giallo su questa lista qua, significa che è una impresa commerciale, un negozio, qualcosa del genere, insomma. Vediamo se mi risponde qualcuno. Un altro non risponde, prima perché il numero non era adatto a... lo so. Pensa, in questo posto c'è anche Viale Antonio Canova, pensa un po' te. Ma va? C'è anche il caffè Canova, sì. Che sta in Viale Antonio Canova, si chiama Canova per il viale, non tanto per Canova. No, questo non risponde indubbiamente. Allora, restiamo in questo luogo, piccolo, ma che ha dato i natali con questo Canova che poi è andata a Venezia a farsi le ossa, vero? Ecco, e vediamo un po' di andare comunque sulle tracce dell'artista e un po' in qualche modo un po' diverso, però magari in qualche modo più buffonesco. Pronto? Buongiorno, mi sono Antonio Canova. Pronto? Mi sono Antonio Canova. Non sapete come vanno le cose in paese che e se tanto che non ci vengo? Mi sente?
Pronto? Pronto? Mi sono Antonio Canova, mi sono fatto male al pollice, qui mi sono dato una martellata mentre stavo facendo una statua, ma questi sono fatti miei. Appunto, volevo sapere, ma lì come stanno andando le cose in paese? Perché è tanto che manco, volevo sapere. Intanto non facevo così simpaticone, l'era più riservato prima. Riservato come? Non ho capito. Come? Se non sai io. No, io lo so, mi so, mi so tante cose, perché mi sono morto e quando mi sono morto ho visto il mondo come era veramente. Vabbè. Una merda di mondo. Vabbè. Ma io volevo sapere la vita lì nel paese dove mi sono nato, come si svolge, se è tranquilla, che sono problemi. È un simpaticone. Ma non sa dire altro che simpaticone. Mi sono artista, non è una simpatia, se l'arte è importante. Ecco, ho fatto bravo. delle belle statue, sa. Mettila da parte, bravo. Impara l'arte, mettila da parte. Sì, ecco. Sì. Ma questa è vecchia, si diceva anche nel Settecento. Allora, mi sa dire come se la vita in questo benedetto paese. Ma se te vede, ti so dire come che è. Ah, ti piacerebbe vedermi? Ti faccio una statuina. Come che l'arte, sicuramente. Come? Sì. Bravissimo, ciao. Perché ora, no, ti spiego. Mi sono tornato e mi hanno offerto un lavoro di fare cassi finti di marmo. Pronto? Cazzo di ora ho fatto Antonio Canova. Ma mica parlava così Antonio. Forse sì, che ne sai. Magari aveva una voce fessa così. Io lo so. Il genio è meglio non conoscerlo, no? Conoscerne solo le opere, perché poi magari non conosci chissà quanti difetti ti trovi, appunto. Ora ho fatto un'altra telefonata, parlo da qualcun altro, indubbiamente sempre nel paese natale e natio di Antonio Canova, sì. Dove vi nacque il 1° novembre del 1757. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Senta, io volevo sapere una cosa, no? Io c'ho una statua in casa, no? Che è tutta molto classica, molto bella, e sotto c'è scritto AC, come firma, 2 iniziali, no? AC. Secondo lei, chi potrebbe averla fatta? Antonio Canova. Antonio Canova? Cioè, lei lo conosce? Beh, è qui del nostro paese. Appunto, è per questo ho telefonato in questo paese. Lei sa di Antonio Canova. Questa è una statua bellissima che mi sono ritrovato in cantina. Ma lei è un toscano? Io sono toscano, si sente? Si sente, sì. Siccome noi in Toscana ci sono tanti artisti, tanti geni del passato, no? Attualmente non c'è nulla, ma prima c'è stata tanta roba. Però mi sono ritrovato questo Antonio Canova. Sono andato a vedere, guarda dove è nato Antonio Canova. E sono andato a telefonare agli abitanti di questo paese, no? Ecco, è la prima telefonata che faccio a lei, così casualmente. Non mi ricordo quando è nato. Io? Io non mi ricordo quando è nato Antonio Canova. Antonio Canova è nato nel 1757. Il 1° novembre, il giorno di tutti i santi. Sì. Ha capito? E qui Antonio Canova era bravino, no? Sì. Lei ha visto qualche statua dal vivo di Antonio Canova? Perché io le ho viste. Ce ne sono lì nel paese. C'è la gipsoteca? C'è la gipsoteca, tutta roba di gesso, insomma, i gessi. No, ce ne sono anche in marmo. Se tu mi dici gipsoteca... Più che ci sono i gessi. I gessi, sì, appunto, è quello che dicevo io. Ci sono anche i marmi. C'è anche il marmo, ci devo venire. Sì. Ma che, lì in qualche palazzo nel paese? No, alla gipsoteca. Sì, ma è lì nel vostro paese oppure da qualche... Certo che è lì nel nostro paese. Appunto, io ci voglio venire. E poi c'è il nostro tempio, la nostra chiesa, sì? Che l'ha fatta fare Antonio Canova. Ha fatto delle cose dentro o tutta la chiesa? Dentro c'è la sua tomba. C'è la tomba? L'aveva fatta lui. Ma c'è lui dentro la tomba? È tumulato lì? Sì. Proprio lì nel suo paese? Bello, sono contento. E poi c'è il suo autoritratto.
Fatto da lui stesso, Fatto perché da se lui, l'autoritratto, guarda. ovviamente, sì. Ecco. Insomma, c'è del materiale interessante. A me poi le cose di gesso mi sono sempre piaciuto tanto, perché sono la prima intenzione dell'artista, poi dopo ci ha fatto la statua grande, importante, ma il gesso è importante. Che ha fatto? Le tre grazie. Le tre grazie. Poi che l'ha fatto? Paolina Bonaparte. Sì, Paolina Bonaparte, che nella parte di Venere, vero? Che poi Paolina Borghese, Bonaparte, che era insomma la sorella di Napoleone, vero? Era la sorella di Napoleone, vero? Lei c'ha il pomo in mano. Io non so più cosa dirle. No, appunto, volevo sapere, signora, io questa statua, c'è scritto sapere AC, qualcosa. è proprio canoviana questa statua, signora. E che fo? La porto in paese, la vendo, e che devo fare? Ah beh, io non so. Bisogna che parli Con chi? Con quelli Con quelli? del museo. Ho capito. E che mi danno soldi, io gliela vendo. Io voglio 5, 6, 7 milioni di euro, ma anche 8. Che la dice? Vabbè, parla con me. No, se lei no. Lei quanto la c'ha in banca, signora? Ah, io non me ne intendo di quelle cose. E suo marito nei banchi, il signor Giovanni, il Banco Popolare Cuncano, non c'è? No. Ah, sì. Insomma, signora, io ora vengo lì, mi metto la statua a macchina, no? E vengo lì, arrivo lì, dico, c'ho la statua di Canova, magari qualcuno e me la può valutare, Se è autentica, la guarda. Come autentica? AC che vuole, c'ha lo stile lei suo, AC chi potrebbe essere? Ah, io non so. AC. Sì. Ah, madonna, sarà mio Antonio Cabrini, A proposito di campionati mondiali di calcio. Sarà mio Antonio, no, ma Cabrini non fa mia statue, via, O forse vorrà dire avanti Cristo. Signora? Via. Ma come si Antonio Cabrini, e via, dai, allora, già, sì. Andiamo avanti. Sì, questo è un paesino, tutti questi sanno di Antonio Cabrini, nessuno, che vuoi? Ci sono 733 telefoni, va bene? Allora, voglio dire, quindi non c'è una popolazione così elevata di numero, vero? Cosa vorrà dire? Saranno 3, 4.000 per 3.000 per 4.000 persone, no? Ecco, paese piccolo, nel senso che poi alla fine tutti sanno tutto di tutti, anche di Canova, sì. Ora vediamo. Sì. Questo si chiama quello delle carte. No, vero? Le carte da gioco. No, perché fossero le carte igieniche, dice il signor Regina, sono rotolone. Ecco, oddio, un altro ancora, ecco, sembrava, ne mancava uno. Sì. Anche questo si chiama quello delle carte. Cioè, sapete la marca più famosa delle carte da gioco? Vero? Sì. Però non risponde. Non risponde, peccato. Mi sarebbe piaciuto parlare delle carte, perché magari anche lì, non c'è solo Canova, ma anche Dal Negro, così si chiama. Vabbè, niente Dal Negro, è una marca di carte da gioco, sì. Sono buone, sono quelle buone, sono buone. Discrete, insomma, non lo so, io non ci sono mai, comunque, vabbè, andiamo avanti, sì, ecco, va. Siamo ancora nel paese del Canova, sì, vabbè, sai lui, la perfezione, sì. Pronto, signora, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è meravigliosa, bella come la statua del Canova. Lei è una statua. E cosa vuole? Vorrei scolpirla tutta. No, grazie. Ma senza scalpello? No. Finisce sempre in ello, però. No, non è uno scalpello, ma finisce in ello. Signora!
Ma no, ci credo, via. Ma Canova faceva le forme perfettine, le signore, facciamo la cellulite Canova, sì, ci metteva la cellulite. Canova faceva, proprio, addirittura troppo, quasi troppo, sì, a volte troppo, insomma, troppo, magari non è mai troppo. Il bello, la perfezione, però insomma troppo stropio, certe volte. A volte le figure del Canova possono sembrare fredde, rigide, fisse, immobili, perché non sempre le statue sono immobili, ci sono alcune che sembra si muovano, le sue sembrano immobili, ma è proprio lì il bello del Canova, che lui riusciva, dopo la grande scultura classica greca, riusciva a dare un senso più attuale, più algido addirittura, 7-800esco, alla sua opera. Insomma, se è poco, dimmi te se è poco, non c'era nessuno. Io disquisisco, no, io disquisisco, ma insomma, come frega, io disquisisco, sì, e poi si impara un sacco di cose, certo. Le 3 grazie, fantastico. Grazie, Graziella, grazie. Sì, bravi, così. Esatto. Veramente lo dicevo, grazie, Graziella, grazie. Ma Canova. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, qui noi stiamo facendo un'indagine. Sì? Ecco, lei dov'era martedì, cioè ieri, alle 18:30? A lavoro. Cioè, finivo di lavorare alle 18:30. Ha dei testimoni che possano attestarlo? Sì. È sicuro? Sì. Quante persone potrebbero essere? Ma tutti quelli che sono a lavoro saremmo una quarantina. Una quarantina? Tutti possono dire che lei era lì, sul posto di lavoro, fino a che ora? Fino alle 18:40 più o meno. Ah, ecco. Cioè io ho chiesto 18:30, lei fino alle 18:40. Quindi alle 19 non c'era già più. Ero a casa. Era a casa. Nel tragitto, dalle 18:40 in poi, quanto ci mette ad arrivare a casa? 5 minuti. 5 minuti, In questi 5 minuti, diciamo 18:40, fa una cosa e l'altra, 40-45, insomma, quando esce non si fionderà subito nella macchina, oppure sì? Sì, vado subito in macchina. Subito in macchina. Quindi diciamo arriva a casa intorno a un quarto alle 19, forse qualche minuto in più. Sì, più o meno. Più o meno. Entro 10 minuti alle 7 lei era a casa. Sì. Ecco, quindi lavoro, casa, lavoro. In quei 10, 5, 6, 7 minuti, insomma, che sono trascorsi dal suo uscire al suo entrare in casa, ha incontrato qualcuno? No, per qualcuno strada, che possa sì, riconoscerla? Prego? Auto per strada, ma no. Si parla di ieri, quindi il ricordo è fresco, insomma. Sì, ma ecco, per strada c'è qualcuno che può dire di averla vista passare in macchina, oppure salire oppure scendere di macchina a quell'ora precisa e passare da quella determinata strada? Non ricordo di aver trovato, E quindi non ha nessun alibi, diciamo, dalle 18:40 alle 18:50, diciamo così, circa, lei non ha alcun alibi? In teoria no. In teoria no, in pratica? Non lo so se qualcuno mi ha visto. Questo è un... dovrei sapere... No, lei deve dirmelo subito, cioè lei, secondo lei nessuno anche può averla vista, come qualcuno potrebbe averla vista, ma lei non sto sa. attento a ogni macchina a vedere chi c'è Ho capito. Senta, ha riscontrato delle strane macchie rosse su qualche suo indumento? No. Da ieri fino a oggi, insomma, No, non si è accorto di qualche schizzo di Niente. di rosso? No. Niente? Lei possiede armi? No. Nemmeno coltelli? No, nessun coltello. Nemmeno in cucina? I coltelli da cucina, ma a casa? Nella macchina non porta nessun corpo contundente? Non, niente che non sia... Che non sia?
Della macchina? Che non sia della macchina, tipo il crick, queste cose il così. crick è d'obbligo averlo in macchina. D'obbligo averlo in macchina, cose che però potrebbero essere utilizzate anche per fare del male, eventualmente, no? Sì. Ecco, quindi lei ha riscontrato qualche oggetto fuori posto nella sua macchina? No. Nessun oggetto fuori posto, quindi è sicuro che nessuno si sia introdotto nella sua macchina in sua assenza. Esatto. Perché la macchina era regolarmente chiusa. Chiusa con l'allarme. Con l'allarme, quindi lei è sicuro che la macchina non è stata toccata all'interno, giusto? Sì. Ecco, quindi l'unica persona che può essere entrata nella sua macchina è lei. Sì. Va bene? Quindi lei in questi 10 minuti non è stato visto probabilmente da nessuno, è l'unica persona che sia salita sulla sua macchina, giusto? Sì. Poi però lei mi deve spiegare una cosa. Sì. Quel sacco che è stato scaricato a un certo punto dalla sua macchina, da chi è stato scaricato? Quale sacco? Un sacco piuttosto voluminoso che è stato buttato dentro un cassonetto della spazzatura. E essendo lei l'unica persona adesso mi dice che con la macchina a disposizione, con adesso la sua macchina a disposizione. No, un momento, qui le domande le faccio io. Calmo, io adesso tranquillo, calmo. basta. No, lei ha risposto finora. Sì, ma perché ha risposto? Perché ha risposto fino adesso? Mi ha detto che sta facendo. Se lei ha risposto fino adesso, ho risposto. Se lei ha risposto fino adesso, è per un motivo ben preciso, perché lei non ha la coscienza pulita. Forse. No. Probabilmente, io metto in dubbio tutto, per carità, fino a che non c'è una sentenza. Quindi lei ha risposto sentendo che doveva rispondere in qualche modo, perché se lei non avesse risposto avrebbe potuto compromettere la sua situazione. Certo, però non mi faccia domande. Prego, parli. Io ho risposto perché, allora, casualmente oggi comincio a lavorare più tardi, altrimenti a quest'ora io sarei al lavoro. Casualmente? Casualmente perché stanno facendo dei lavori in fabbrica. Casualmente, ma a noi ci interessa ieri, non oggi. Ecco, io ieri non ho buttato via niente, ho risposto al sondaggio, perché mi ha detto che sta facendo sondaggio. No, ho detto indagine. È una cosa diversa, un sondaggio è una cosa, indagine può essere anche un'altra cosa, no? Giusto? Allora adesso lei pensa che chiedere, allora che fare queste domande possa essere un sondaggio, secondo lei? Allora, secondo lei pensa che possa essere un sondaggio d'opinione, non so, qualcosa del genere? Telefono? Lei ha tutta sua responsabilità. Sì, se lei non risponde, questa telefonata viene registrata. Scusi, adesso lei mi dice che macchina ho io. Allora, io non ho la più pallida idea di che macchina abbia lei. Allora? Come fa a dire che dalla mia macchina è uscito un sacco, quando io non so neanche che macchina ho io? Ma io non sono tenuto a sapere che macchina abbia lei, mentre lei è tenuto a dirmi perché quel sacco voluminoso con quel corpo dentro è stato buttato nel cassonetto. Stiamo andando oltre, io adesso io voglio sapere, è stata trovata una statua del Canova, va bene? Non è un corpo, è una statua del Canova che è stata buttata dentro un cassonetto in un sacco, da una macchina, da una persona che faceva esattamente il suo itinerario all'ora in cui lei passava di lì e nessuno l'ha visto. Che itinerario faccio? Me lo dica. No, me lo dica lei. Lei ha risposto a tutte le domande? Lei non sa nemmeno chi sia io. Io potrei essere anche un impostore, potrei essere una persona qualsiasi che le vuol fare uno scherzo, per esempio, no? Adesso guardi, per esempio, ed ha risposto a tutte le domande come se fosse inquisito. Quindi questo significa, se lei diceva, no, guardi, ma perché mi fa queste domande? Ma scusi, io non sono tenuto a rispondere. Lei se ha risposto vuol dire che sentiva di dover rispondere, capisce? No? Mi divertivo molto ad andare avanti con queste domande, proprio da inquisitore, ero serio, per vedere fino a che punto quest'uomo avrebbe risposto senza chiedere nemmeno chi io fossi.
E l'ha risposto un sacco, proprio preciso a tutto quello che ha fatto, che non ha fatto, eccetera, eccetera. Poi alla fine, è evidente, ha avuto qualche dubbio. Io sono anziché in macchina, già lui, scusa, ma che me ne frega. Insomma, è stato bello però sentire che questo ha risposto a un perfetto sconosciuto, dando spiegazioni sui suoi movimenti di ieri, spiegazioni che non aveva assolutamente dovere di dare, anche fossi io stato una persona, diciamo, un inquirente vero, no, allora per telefono non le dà le informazioni, eppure l'ha date, ha dato diverse informazioni, come tante persone a volte fanno, poi a un certo punto pensano, ma perché? Perché intanto tu la date, grullo, e come rispondeva seriamente e precisamente, pignolamente, pedissequamente a tutto quello che io gli chiedevo. Bene, vedete che gente c'è nel mondo? Questo è l'animo umano che si apre, che si dischiude al sondazzo. C'è poco da fare, lo so. Però verrei bene come poliziotto, investigatore, cose così, uno che fa le domande, gli interrogatori, mi sarebbe piaciuto fare gli interrogatori a quelli dello sport, a tutti quelli lì, invece di Borrelli. Sì, magari prima mi informavo un po' sui fatti, e poi sarebbe stato forte. Già, vero? Ma prende questa gente e metterli alle forche caudine. Dunque va bene, su, dai, basta, forza, insomma. Facciamo un altro numero, vediamo, abbiamo ancora un po' di tempo, e il tempo lo stabilisco dal ciò che rimane del nastro magnetico che appunto registra questa mia puntata. Pronto, signora? Buongiorno. Questa è una puntata. Una puntata? Sì, è una puntata. Lo so. È una puntata, lo so. Signora? Che cosa sta cercando? Lucio. Non c'è, al lavoro. Appunto, questa è una puntata. Lo so. Capito? Vuole che le passi mia mamma, perché io devo andare a lavorare adesso. Lei la figlia? Sì, sono la figlia di Lucio, ho capito. Lavorate tutti in famiglia, allora? Sì, a parte mia sorella più piccola. Sì, giù, tutti a lavorare. Che lavoro fa lei? Faccio l'operaia io. L'operaia, ecco. Quanto ci mette ad arrivare? Scusi, quanto ci mette ad arrivare al lavoro? 10 minuti. 10 minuti in macchina? Sì. Ho capito. Lei va in macchina 10 minuti. In questi 10 minuti lei non si ferma mai? Non trova mai un motivo per fermarsi? Come se non trovo mai un motivo per fermarmi? Sì, dalla casa al lavoro lei va diretta, non si ferma mai, vero? No, a parte quando devo fare benzina. Cioè. Ecco, infatti proprio il benzinaio mi ha detto una cosa, che lei ha tentato di violentarlo. Cosa? Sì, lei è scesa dalla macchina e ha tentato di violentare il benzinaio. Ora io, insomma... mi scusi, ma cosa sta dicendo? Il benzinaio si è molto risentito di questo, soprattutto perché lei non è una bellezza, insomma, ecco. Ma scusi, ma lei... Lei non è una statua del Canova, lei non è una statua del Canova. Scusi, ma lei come si permette e di cosa mi accusa soprattutto? Ma io mi auguro che sia uno scherzo. Ma certo, ma certamente scherzavo, no? Ma ci mancherebbe altro. Ma dai, ma si può manco scherzare. Io in effetti ti ritengo bellissima. Le passo mia madre perché devo andare a lavorare. Le chiederò la tua mano, grazie, ciao. Pronto? Pronto signora, io chiedo la mano, ufficialmente la mano di sua figlia. Ma fanculo, va. Come? Ma io mi domando e dico, ma hai sentito? Ma la mamma, ma io lo so, ma nella parte del Canova, vergogna! Ehi, volete il GIP per uno spettacolo? Semplice, basta chiamarlo al 333 180 52 52. Non rispondo ai numeri riservati, chiaro? Allora ripeto, 333 e bischere tu se tu rompi le palle, allora!
soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il